Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere ad alcune domande di alcuni amici del canale YouTube che nei commenti hanno scritto come si fa a riconoscere se un elementare, cioè se un elementare non è una silfide oppure se non si è capito di averle create, come si fa a eliminarle. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche nel Telegram. Vedete qui sotto in descrizione il link per potervi accedervi, dove in Telegram, nel gruppo dei magici arcieri bertoldini, Ildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito ogni lunedì alle 20:30. Bene, parliamo un po' di questi elementali. Nella pillola precedente avete visto che vengono creati spesso e volentieri da maghi o esoteristi per poter fare delle varie operazioni, cioè nel senso magari nei gruppi mistici erano creati dagli insegnanti per poter aiutare alcuni studenti un pochettino indietro di cottura, no? Oppure alcuni maghi lo usano per poter fare delle attività o dei progetti o ad esempio delle difese, cioè potreste creare un elementare per difendere la vostra casa, eccetera, no? Però alcune volte cosa succede? Succede che magari una persona li crea, questi elementali diventano forti, però non crea la possibilità di disattivarli, perché gli elementali bisogna dargli un compito e poi bisogna in un certo senso disattivarli, dargli un compito e dirgli ecco, finito questo compito tu devi in un certo senso tornare alla luce. Però spesso capita che uno magari ne crea uno senza rendersene conto e questo poi diventa un'ossessione, perché finito questo suo compito col suo pensiero, questo qui non se ne va più, questo elementale continua a orbitare intorno a chi l'ha creato. E quando si fa una indagine radiostesica sulla persona che dice io ho delle ossessioni o vedo dei fantasmi o sento delle entità o dei pensieri ricorrenti o delle autofatture, insomma praticamente molte persone scambiano fatture, magia nera, scambiano varie possibilità di attacchi astrali con gli elementari, perché e sono loro stessi che se li sono autocreati senza rendersene conto, perché non si rendono conto il potere che hanno dentro la loro mente. Quindi la domanda è come si fa prima di tutto a eliminare. Allora la risposta non è semplice, perché praticamente bisogna riuscire a capire esattamente cos'è questo, cioè quando è stato creato questo elementare. Ad esempio, il concetto molto semplice: quando voi fate la legge di attrazione, ad esempio, e incominciate a pensare a un determinato orario, una cosa, ad esempio voglio incontrare Pippo Pluto, ad esempio, e poi Pippo Pluto viene, molti pensano che la legge di attrazione è vibrazione, però spesso e volentieri è stato creato un elementale e questo elementale continuerà a vivere. E allora per poter eliminare questo elementare bisognava in teoria dirgli quando è finito con Pippo Pluto ritorna alla luce, però questo purtroppo per mancanza di conoscenze e a forza di botte di legge di attrazione la gente ha continuato a creare milioni di elementali, ma non gli ha mai dato il compito di finire il suo lavoro e di ritornare nel cosmo. Quindi viviamo immersi in tantissimi elementali che poi diventano vampiri del proprio generatore. Quando si uccide un elementale bisogna anche stare attenti, perché si paga anche un debito karmico, quindi bisogna in un certo senso bisognerebbe creare un ambiente ideale perché si riesca a capire che quella forza che ci sta attaccando è un elementale che molte volte è autoprodotto dai nostri pensieri, perché l'elementale si costruisce con i nostri pensieri. A quel punto lì gli si dà l'ordine a quel pensiero lì
che chiaramente noi non gli avremmo dato un nome all'inizio perché non sapevamo che stavamo costruendo un elementare, di ritornare alla luce. Chiaramente è un lavoro laborioso, impegnativo, ma se si va a uccidere ad esempio un pensiero ossessivo che in realtà è un elementare, si deve poi pagare un debito karmico, e questo è ancora più grave. Capita spesso, ad esempio, vi faccio un esempio, che ci sono persone che fanno dei sigilli e questi sigilli, ad esempio, non hanno un elementale che va a chiudere questo sigillo quando, ad esempio, è stato rubato, è stato perso. E quindi questa energia che c'è dentro questo elementale, questo sigillo, poi se viene perso o rubato, poi ci sarà un debito karmico verso il sigillo. Quindi bisogna sempre attivare degli elementali con delle procedure particolari per poter disattivare questi sigilli. Bene cari amici, per oggi il vostro Marietto ha detto tutto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!